Il 19 maggio è la giornata della memoria del genocidio dei Greci del Ponto, che è stata riconosciuta nel 1994 dal Parlamento greco. Una giornata che non si può dimenticare. Per questo la comunità dei greci ortodossi a Venezia ha organizzato un omaggio all'ellenismo del Ponto. Musica, letture, dialoghi in Campo dei Greci. È stata fondata nel 1498 da greci che lavoravano per la Repubblica come stradioti, cioè come soldati, e erano anche profughi dai territori greci occupati dai turchi. E questo ci accomuna con i greci di Pontos, che dopo secoli anche loro in fuga dai soprusi che hanno subito. E che non si possono dimenticare. Erano dei greci che vivevano da circa 2500 anni sulle coste del Mar Nero, erano discendenti degli antichi coloni ed erano arrivati in queste zone prima dei turchi, che arrivarono intorno all'anno 1000. Andando un attimo avanti nel tempo, all'inizio del Novecento, questa popolazione, che era minoritaria chiaramente e di religione cristiana e cultura greca, fu oggetto di una persecuzione, di uno sradicamento e di un genocidio. Questo avvenne tra il 1916 e il 1923, in contemporanea al genocidio degli armeni, che è più noto decisamente, e al genocidio degli assiri, altra minoranza religiosa. Erano tutte e tre queste popolazioni cristiane. I Greci del Ponto erano circa 700.000 all'inizio del Novecento, furono perseguitati, deportati, gli uomini furono arruolati in battaglioni di lavoro e costretti a lavori forzati e morirono in massa in questo modo. E tra appunto il periodo del 1916 e del 1923 su 700.000 perirono 353.000 persone, cioè più della metà di questa popolazione, il che denota una chiara volontà di sterminio da parte dei turchi, che tuttora peraltro non riconoscono questo genocidio.